degli obiettivi che hanno avuto i ragazzi è stato anche non solo raccontare che cos'è il fenomeno del bullismo o quali sono i ruoli principali, ma anche provare a capire loro per primi e quindi spiegare al pubblico quali possono essere le risorse da mettere in moto o le strategie per sia prevenirlo che contrastarlo. Non mi stai messaggiando? Non sono con i tuoi. Col tuo amore? Non sono fuori il mio cellulare. Ma è una ragazza, ma sei lesbica? Per caso? Sì, ti prego, non è divertente, ti prego, non mi cellulare. Per me sì. Ti prego, mi Guarda. cellulare. Inizialmente abbiamo parlato tantissimo. I ragazzi si sono raccontati, hanno raccontato le loro esperienze, sia esperienze vissute in prima persona che esperienze magari che hanno visto all'interno della scuola o amicizie, cose che sono accadute. Su quello sono partite tutta una serie di riflessioni, anche di confronti tra di loro. Da lì c'è stata tutta la fase di improvvisazione, abbiamo fatto improvvisazioni teatrali, si sono occupati della scrittura di testi, di dialoghi. Questo hanno inventato tra l'altro varie storie. Poi queste storie sono state prese, messe in un unico contenitore e intrecciate fra loro e quindi tutto questo è stato raccolto e messo in una drammaturgia teatrale. Non sai cosa è successo? Cos'è successo cosa? Non sai cosa è successo? È successo ora? Succede che le ragazze hanno scoperto di amarsi. In generale la musica è un grandissimo veicolo di informazioni e la musica è sempre stata utilizzata anche come strumento di memoria collettiva. Siamo riusciti a far emergere anche argomenti che solitamente sono difficili da far emergere in una maniera anche abbastanza naturale, sempre ponendosi in maniera colloquiale con i ragazzi, di conseguenza tutto un flusso di informazioni che poi è stato riversato nei testi in maniera altrettanto naturale. Sono solo parole, solo io so cosa vuole il mio cuore, parole che feriscono, colpiscono nel profondo, parole di scherno, sullo schermo, finestra sul mio mondo, universo solitario, sommerso di lacrime, essere un fiore dai petali fragili, nella tempesta non è facile, solo parole, sono parole vuote, sono solo parole. Essendo un genere musicale che verte principalmente sulla comunicazione, perciò il testo e il significato del testo è pressoché tutto, averlo utilizzato in un contesto di questo tipo dando anche una struttura, una forma appunto importante come quella che è appunto il teatro, nel quale l'hip hop poi affianca la narrazione teatrale, e penso sia stata una commistione importante appunto per i ragazzi per poter vedere anche un altro aspetto che l'hip hop può assumere a seconda dei contenuti che gli si pongono. Perché a me? Cosa di diverso? Quando è che ho mancato? Il mio mondo è un posto brutto dove tutto è sbagliato. Insomma basta stare a guardare senza fare nulla. Vogliamo aiutarla o no? All'interno di questo intervento noi proponiamo ai ragazzi di assimilare dei valori fondamentali che hanno a che fare con la convivenza di noi tutti, che sono i valori naturalmente del rispetto, i valori della non prevaricazione, i valori però anche ad esempio del rispetto delle diversità. Io negli incontri che ho fatto con i ragazzi molto spesso ho usato questo parallelismo, li ho invitati a riflettere su questo parallelismo, cioè tra il bullismo e la mafia, i fenomeni mafiosi. Le dinamiche sono le stesse, anche in questo caso abbiamo una maggioranza che non riconosce, che crea un sistema di omertà, che crea un sistema dove non si dà il nome giusto alle cose, no? Come il bullo pensa che sia uno scherzo, quello che invece diventa un'offesa, quello che diventa una prevaricazione. Anche chi non è vittima, anche chi è semplicemente uno spettatore di eventuali conflitti, eventuali prevaricazioni, deve scendere in campo, deve avere un ruolo attivo, deve avere un ruolo di ascolto, no?
e penso che lo spettacolo che avete realizzato mostri in maniera molto, molto chiara questo ruolo dello spettatore e quindi della collettività nel suo complesso.